Dunque, il mercato del lavoro in Veneto dimostra segni di resilienza, tuttavia permangono ancora delle situazioni di criticità legate ad alcuni settori, come ad esempio quello dell'automotive, del metalmeccanico, del settore moda, abbigliamento, conciario, del Made in Italy, che comunque presentano dei timidi segnali di ripresa. A livello generale si parla di 21.300 nuove assunzioni, mentre per quanto riguarda proprio il settore metalmeccanico, oggi appunto che dimostra una ripresa, si parla di 1.800 nuove posizioni nel primo bimestre del 2025. Chiaramente c'è ancora molto lavoro da fare e il ruolo di CISL in questo senso sarà fondamentale. Sarà fondamentale perché proprio insieme alle parti sociali, alle parti sindacali e alle varie realtà che rappresentano il territorio, le istituzioni potranno dare le giuste e concrete risposte al mondo del lavoro e alle imprese, sempre appunto dando la giusta importanza, il giusto riconoscimento al ruolo che ha la concertazione, strumento che la Regione Veneto pone al centro delle sue politiche.